Il sito istituzionale di AICA è diventato inattendibile. Per essere più chiari, lo stesso nella parte dove vengono pubblicati i turni idrici per l'erogazione del prezioso liquido è oggetto di cambi repentini e giornalieri che creano confusione all'utenza, alla quale non viene garantita la necessaria certezza dell'erogazione, seppur poca, dell'acqua. Lo sostiene l'avvocato Giuseppe Di Miceli, vicepresidente per la Sicilia dell'Associazione Federativa a tutela dei consumatori e dell'ambiente Consumer Italia, che per questo ha inviato una dura nota al presidente del CDA, al dirigente generale di AICA e per conoscenza al sindaco di Favara come componente dell'Assemblea dei sindaci di AICA. Nella stessa, Consumer Italia chiede ad AICA le motivazioni di tale disinformazione e disfunzione sull'erogazione idrica agrigentina e poi al sindaco del comune di Favara di dare eco alla nota quale voce dei cittadini, di supervisionare la situazione rappresentata e di verificare che il gestore ha pronti i dovuti correttivi al disservizio patito dai cittadini di Favara per una non efficace comunicazione dell'erogazione dell'acqua in questo periodo estremamente emergenziale.